Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stata chiamata Fatima, la bambina nata ieri sera alle 22:30 su una motovedetta della Guardia Costiera mentre era in corso l'attracco al molo Favarolo di Lampedusa. La neonata assieme alla mamma, una giovane ivoriana, stanno entrambe bene e sono state portate durante la notte nell'isoccorso del 118 in un ospedale di Agrigento per essere sottoposte ad accertamenti medici. La motovedetta della Guardia Costiera aveva soccorso la barca alla deriva al largo di Lampedusa con a bordo 43 persone, fra cui 17 donne e 3 minori, scappati da Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Burkina Faso. Restiamo in tema di migranti, ma passiamo a una notizia ben più triste che riguarda le salme della bambina di 6 mesi morta nell'hotspot dopo l'arrivo a Lampedusa e quella di una donna annegata al largo dell'isola che verranno imbarcate sul traghetto di linea veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. Entrambe le bare verranno portate al cimitero di Favara, dove la prefettura di Agrigento è riuscita a trovare dei posti per la sepoltura. È entrata in esercizio la nuova stazione elettrica di Terna Bizzini in provincia di Catania, un investimento di oltre 50 milioni di euro quasi interamente finanziato dal Dipartimento Energia della regione siciliana. La struttura permetterà di incrementare la capacità di trasmissione nell'area e consentire il pieno sfruttamento dell'energia proveniente dai numerosi impianti di produzione di energia rinnovabile già presenti. Al binario 8 della stazione centrale di Palermo è stato presentato il primo Blues, il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia. Alla manifestazione erano presenti Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, il governatore siciliano Renato Schifani e il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Quello di oggi è il primo di 22 treni ibridi che saranno attivi in Sicilia già dall'inizio del 2023. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.